Dramma della notte all'ospedale di Oderzo, mamma di 34 anni muore poco dopo aver partorito il suo secondo figlio, indagine interna dell'ULSS, la famiglia presenta denuncia in procura. Ai nostri microfoni l'imprenditore trevigiano che grazie alla sua denuncia ha dato il via all'indagine della procura contro l''ndrangheta, il suo appello: meglio fallire che finire in mani criminali. Ricoverato in animazione conegliana un pensionato investito da un camion questa mattina a Campidui, il mezzo era fermo per una consegna, quando è ripartito l'autista non si è accorto del pedone. Tubercolosi a scuola è estesa a tutti i 400 bambini del plesso dello Pitergino Mottense e al personale il test di Mantù, decisione in ottica di massima precauzione, dice l'ULSS, intanto la maestra migliora. Se incontrassi chi mi ha sparato riderei, io guardo avanti, Manuel Bortuzzo a Roma parla del suo futuro dopo il drammatico agguato di febbraio e dice: fra 10 anni mi vedo in piedi. A 7 giorni dal via al reddito di cittadinanza le richieste continuano costanti ad arrivare, nella Marca oltre un centinaio al giorno, la maggioranza stranieri. Importante riconoscimento da parte della città di Treviso al gruppo Media Nord-Est e alla famiglia Giannakopoulos che sabato riceverà il Totila d'Oro. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, dunque in primo piano la cronaca e il dramma avvenuto nella notte all'ospedale di Oderzo, dove una giovane mamma è morta poche ore dopo aver partorito un bimbo. I dettagli nel servizio di apertura. Morta 4 ore dopo aver messo alla luce il suo secondo figlio, un maschietto. Il dramma nella notte all'ospedale di Oderzo, dove una donna di 34 anni, originaria della provincia di Lecce, Francesca Schirinzi, giovane estetista residente con il marito Antonio Giordano a Dannone Veneto, in provincia di Venezia, ha partorito il figlioletto sano e vitale poco dopo l'1:30. Un parto indotto alla 38ª settimana perché la donna presentava una pressione leggermente alta. Tutto è filato liscio, ma un paio di minuti dopo la nascita del piccolo, Francesca è andata in arresto cardiaco. Rianimata e sottoposta a una serie di accertamenti, è stata condotta in sala operatoria per la ricerca e l'eventuale controllo delle cause di un sanguinamento vaginale. Successivamente è intervenuto un ulteriore arresto cardiocircolatorio con un'emorragia per la quale si sono messi in atto tutti i presidi necessari e la paziente è stata portata anche in sala operatoria proprio per fare una revisione più approfondita del proprio stato clinico. Purtroppo al terzo arresto cardiocircolatorio non è stato più possibile recuperare la donna e quindi abbiamo dovuto constatare il decesso. Sono stati i medici a dare la terribile notizia al marito. Il marito in particolare è stato subito avvisato della drammaticità degli eventi, abbiamo offerto il nostro supporto psicologico, stiamo appunto adesso vedendo di dare del personale qualificato che lo possa aiutare in questo momento così tragico. Vicinanza alla famiglia e all'equipe sanitaria è stata espressa anche dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Gli stessi sanitari hanno avviato tutte le verifiche interne per andare a fondo delle cause e delle circostanze della morte della 34enne, già mamma di una bambina di 3 anni e mezzo. Certamente noi vogliamo capire cosa è successo, tant'è che è già stato chiesto il riscontro diagnostico per chiarire la situazione. È ovvio che qualora l'autorità giudiziaria dovesse manifestare interesse per il caso, la salma rimane a disposizione e quindi sarà compito di altri di chiarire cosa è successo. Contemporaneamente comunque noi internamente abbiamo avviato e stiamo conducendo un'indagine interna per verificare che siano stati osservati tutta una serie di protocolli e di attività correlate alla gestione del rischio clinico e per la prevenzione appunto di eventi di questo genere. E proprio nelle ultime ore la famiglia della 34enne ha presentato denuncia in procura. Adesso l'inchiesta sulla 'ndrangheta in Veneto e ai nostri microfoni parla l'imprenditore trevigiano che grazie alla sua denuncia nel 2013, la prima denuncia nel 2013, ha dato il via all'indagine della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia che ha portato in queste ore alla raffica di arresti. Sentite le sue parole. Beh, abbiamo ancora paura, non è finita qua. Sicuramente adesso loro non ci sono, ma sono come la gramigna, noi abbiamo paura. Abbiamo tanta paura. La paura non abbandona Stefano Venturin, l'imprenditore trevigiano che per primo con la sua denuncia ha dato il via all'indagine contro l''ndrangheta in Veneto. Racconta come nel dicembre 2012 tramite una terza persona abbia incontrato Sergio Bolognino, tra gli arrestati nell'inchiesta della Procura di Venezia. Questi Bolognino all'inizio sembravano delle persone
lavoratori, brava gente che ti dava una mano. Qualche mese più tardi Venturin decide di acquisire un'azienda di Galliera Veneta. Bolognino si fa avanti e dice di voler partecipare alla trattativa. Se entra qualche socio mette la sua parte. Lui ha detto non c'è nessun problema, io metto la mia parte che è circa 400-500 mila euro. A un certo punto un giorno arriva il signor Bolognino con suo fratello Sergio e con un altro signore e mi mette sopra il tavolo i soldi che io gli ho chiesti. Ma i soldi che ho chiesto erano soldi in contanti, cioè erano dei 400, 500, non neanche contanti, perché ho respinto subito il pacco e dicendo che io quei soldi non li avrei mai accettato. Mi ha detto tu non sai cosa hai fatto e non sai con chi ti sei messo contro. A quel punto inizia l'incubo. E hanno iniziato a minacciarmi, finché un giorno vi ho detto guardate questa è la mia azienda, le quote sono mie, ve ne andate via, e da là è peggiorato le cose. Praticamente una sera mi hanno preso e mi hanno sequestrato in un ufficio di questa azienda dalle 7 del pomeriggio, dalle 7 di sera fino alle 10 e si vedeva che sotto la giacca aveva una pistola, perché me la faceva sentire anche. Sono attimi drammatici. Ma non sapevo proprio come poteva andare a finire. Ha pensato di morire? Quella sera del sequestro sì, pensavo di fare veramente una brutta fine. Durante il sequestro, racconta Venturin, mi hanno ordinato di andare da un notaio per fare una procura irrevocabile a vendere delle quote, altrimenti. Perché se no noi ti facciamo fare una brutta fine a te e a tutta la tua famiglia, soprattutto a tuo figlio. Il giorno dopo, spiega ancora Venturin, ho fatto la procura, ma all'indomani abbiamo creato una società nella quale sono state spostate tutte le quote per annullare la stessa procura. Come se ne sono accorti, sono venuti in azienda, mi hanno menato, mi hanno fatto fare 17 giorni di prognosi. A quel punto Venturin non ha più dubbi e decide di denunciare tutto. Davanti a un pestaggio, davanti a una faccia insanguinata, davanti soprattutto alle minacce del figlio, perché quando i ragazzi ce li hanno tolti da addosso, me li hanno tolti da addosso, c'era il Bolognino che gridava guarda tuo figlio che adesso mandiamo qualcuno a ammazzartelo. Dopo i blitz contro le infiltrazioni mafiose che hanno portato alla luce un coinvolgimento del mondo imprenditoriale veneto, Venturin dice: in Italia l'imprenditoria non viene più di tanto aiutata, per cui bisogna arrangiarsi. Si va in mano a questa gente qua e questa gente qua, quando ti viene dentro l'unica cosa che sa fare è rovinarti. Va. E ad un imprenditore che decide magari perché in crisi di rivolgersi alle persone sbagliate, Venturin raccomanda: è meglio perdere tutto che andare incontro a questa gente qua, perché questa gente qua ti fa perdere tutto lo stesso, perché perdi tutto lo stesso e ti tiene anche sotto scacco. All'epoca della drammatica aggressione che avete sentito nell'azienda di Galliera, era il 2013, i Bolognino tentarono di difendersi dalle accuse di aver usato metodi mafiosi, convocando addirittura una conferenza stampa, ma nel frattempo poi la lista degli imprenditori e degli artigiani minacciati si è allungata nel corso degli anni. C'è stata una semplice lite tra i soci, poi terminata in pochi minuti. Così nell'aprile 2013 Michele Bolognino, ora in carcere insieme al fratello Sergio, raccontò dell'aggressione denunciata pochi giorni prima da Stefano Venturin e dalla moglie Maria Giovanna Saltolini, all'epoca presidente e direttore generale della GS Scaffalature di Galliera Veneta. Pochi giorni dopo il pestaggio organizzarono una conferenza stampa per difendersi dalle accuse. Nessun metodo mafioso, dissero, per impossessarsi dell'azienda, quando ormai il caso era arrivato addirittura all'attenzione del Parlamento. Parlò addirittura di discriminazione Bolognino e di episodio che rischiava di minare il futuro dell'azienda dell'Alta Padovana. Da questa lite si è arrivata a un'interrogazione parlamentare che non so da dove arriva, solamente perché casomai si trovava qua in visita mio fratello che ha dei precedenti penali. La fabbrica in questo momento, secondo me, siamo arrivati ad un punto dove anche se c'era la possibilità prima di poter fare adesso qualcosa, adesso sarà sicuramente peggio, perché le banche o chi credeva o i clienti stessi che qua hanno le commesse sicuramente si tireranno indietro. Michele e Sergio Bolognino sono oggi considerati i vertici della cosca, che si muoveva nel territorio con estorsioni, intimidazioni, minacce, addirittura pestaggi e sequestri. Un'organizzazione, quella legata alla 'ndrangheta calabrese, che avvicinava imprenditori in difficoltà con la promessa di un aiuto, ma usavano metodi intimidatori anche semplicemente con chi aveva a che fare con loro per lavoro. Dal titolare di un autonoleggio padovano minacciato di venire squagliato nell'acido, all'artigiano di Sernaglia della Battaglia che doveva fornire loro i mobili per
per la casa di Tezze sul Brenta, accerchiato da una decina di energumeni che gli hanno ingiunto di consegnare il materiale con puntualità. Fino all'imprenditrice padovana sequestrata per 2 ore in azienda per costringerla a cedere il 50% delle quote della sua società. Dall'inchiesta sull''ndrangheta all'inchiesta sulla camorra, perché leggiamo una lancio di agenzia ANSA di poco fa. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato la richiesta di Adriano Donadio, figlio del boss Luciano, di vedere ridotte le misure cautelari rimanendo così in carcere. Donadio sono tra le 50 persone coinvolte nell'inchiesta Camorra. Tra chi ha visto respinte le richieste da Riesame anche l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, eppure Dennis Poles, il bancario che in qualche modo avrebbe agevolato il gruppo criminale, secondo le accuse, nella gestione del denaro frutto di illeciti. Respinte le richieste di misure cautelari alternative anche per altri 11 personaggi ritenuti minori dell'inchiesta. La cronaca ancora adesso: è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Conegliano con un politrauma l'anziano di 80 anni, investito questa mattina poco dopo le 9 da un camion in via Cosmo a Campidui. Il tir era fermo per effettuare una consegna. Quando è ripartito l'autista, un 55enne coneglianese, non si è accorto del pedone e lo ha investito. È stato il conducente il primo a prestare soccorso e a chiamare l'ambulanza. Sul posto la polizia locale. Al 55enne è stata ritirata la patente e il veicolo è sotto sequestro. Adesso invece torniamo a parlare del caso di tubercolosi a scuola, perché è stato esteso il test Mantù a tutti e circa 400 bambini della scuola elementare dell'Opitalgino Mottense e anche a tutti i dipendenti dell'istituto. La decisione dell'ULSS 2, mentre intanto migliorano le condizioni della maestra colpita da tubercolosi e ricoverata da lunedì nel reparto di malattie infettive. Stamane, nel corso della riunione convocata ad hoc, il servizio di igiene e sanità pubblica ha definito i prossimi step operativi. Dunque venerdì 15 il servizio di igiene e sanità pubblica procederà alla lettura del test Mantù eseguito su 44 operatori della scuola e altri 24 bambini seguiti dalla maestra ammalata, e poi nella stessa giornata verranno eseguiti anche gli altri test per tutti gli altri bambini e gli operatori della scuola, mentre lunedì, appunto 18 marzo, inizierà l'esecuzione del test per tutti quanti, insomma per la presenza di tutti quanti tra alunni e operatori della scuola. Abbiamo deciso, ha detto il dirigente, il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, di estendere questo test a tutti i bambini e tutti gli operatori in un'ottica di massima precauzione per garantire la dovuta tranquillità ai genitori e al personale. Adesso la vicenda di Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano, vittima, lo ricorderete, dell'agguato a colpi di pistola a Roma agli inizi di febbraio. Proprio nella capitale, dove si trova ancora e dove sta proseguendo a tempo di record la riabilitazione alle gambe, il 19enne ha incontrato la stampa e ha parlato del suo futuro. Ecco cosa ha detto, ecco le sue parole, a partire da una domanda che gli è stata fatta: cosa farebbe se si trovasse di fronte chi ha sparato quella notte. Sentite le sue parole. A me non cambierebbe niente, nel senso, se mi dicono vuoi vederli, io dico anche no, cioè nel senso non mi cambia aversi davanti o meno. Penso che se avessi davanti mi metterei a ridere, perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo. Però non ci sarà modo, quindi non è un problema. Vorrei comprare casa. Mi piacerebbe vivere qua, ho tutto qua, mi ha tolto, però forse è più quello che mi ha dato, quindi sto bene qua. Ovvio che come si sta a casa non si sta da nessuna parte, però se devo andare a casa per non avere determinate cose, tanto vale che sto qua. Sto facendo tutto in tempo record, quindi posso solo essere contento, anzi a volte devo un attimo fare un passo indietro e fermarmi e dire Manuel, tranquillo, che c'è anche il fisico che ha bisogno del suo tempo, perché la tua voglia va avanti, però anche lui ha bisogno dei suoi tempi. Tra 10 anni, allora, mi sta ancora in televisione, per un motivo o per l'altro mi sta ancora in televisione, però spero in piedi. Torniamo in città, torniamo nel capoluogo con la cronaca. Manifesta ubriachezza in via Fiumicelli, in via Toniolo a Treviso. In 2 giorni la polizia locale ha emanato 7 ordini di allontanamento, cosiddetti DASPO urbani. I destinatari sono 2 italiani,
Un cittadino senegalese, un marocchino, 2 nigeriani e un gambiano, oltre alla sanzione di 100 euro prevista dal vigente regolamento comunale per aver violato il divieto di bere alcolici sulla pubblica via, tutti e 7 non potranno fare ritorno nei luoghi dove sono stati controllati per le successive 48 ore. L'emissione del DASPO urbano, evidenzia il comandante della polizia locale Andrea Gallo, è molto importante perché crea precedenti che possono essere valutati per un allontanamento definitivo dalla città. E adesso a 7 giorni, era il 6 marzo, lo ricorderete, facemmo la prima indagine, il primo giorno di come stava andando, a 7 giorni dal via alla possibilità di richiedere il reddito di cittadinanza della Marca, come sta andando? Sentiamo. Ad una settimana dall'avvio delle presentazioni delle richieste per il reddito di cittadinanza si fa un primo bilancio. Ai CAF CGIL 700 le domande presentate, con un afflusso di utenti in crescita rispetto ai primi giorni. L'afflusso è costante, quindi si sale all'incirca di un centinaio di domande al giorno di fatto. Molte persone, altrettante, all'incirca sempre oltre le 700, già di appuntamenti fissati per fare l'ISEE, perché chiaramente non avendo il parametro dei 9.360 le persone si attivano oggi per cercare di fissare un appuntamento per fare l'ISEE. Appurato questo dato, poi i cittadini fisseranno eventualmente un altro appuntamento per le domande. Sono più i giovani a presentarsi, gli stranieri risultano essere in numero maggiore rispetto agli italiani. Dunque, dal punto di vista organizzativo tutto sta procedendo senza particolari problemi, restano invece le perplessità legate al provvedimento. Bisogna fare attenzione se ci sono variazioni nell'arco da quando si è fatta la domanda, diciamo che ci sono molti parametri e paletti che devono essere rispettati e si può correre il rischio di non rispettarli e quindi di perdere di fatto il beneficio. Intanto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, condivide la notizia su Facebook di un video in arabo diffuso in rete che spiega come ottenere il reddito di cittadinanza. Ennesima riprova, scrive la Meloni, di come questa forma di assistenzialismo non aiuterà i veri bisognosi, ma sarà un sussidio per i immigrati e a pagare saranno i lavoratori italiani. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Da Treviso ripartiamo con il sindaco Mario Conte che risponde al presidente uscente di Ascom, Renato Salvadori, che ieri, nel corso del suo addio dopo 26 anni alla guida dell'associazione, aveva invitato l'amministrazione comunale a passare dalle parole ai fatti. Sentiamo. Penso che dopo un anno la fase di pensatoio, di progetto debba necessariamente sfociare dentro alla fase di cantierabilità, che ad oggi, sarò disattento, ancora non vedo. Il presidente uscente dell'Ascom, Renato Salvadori, in chiusura di mandato non ha risparmiato qualche frecciatina all'amministrazione comunale di Treviso. Indirettamente chiamato in causa, il sindaco Mario Conte sottolinea come non sia passato nemmeno un anno dalle elezioni e come tante cose siano già state fatte. Ricorda il lavoro del suo vice Andrea De Checchi con Urbecom, che riunisce più di 50 associazioni del territorio per un confronto aperto. E quindi credo che anche questo periodo di confronto sia stato assolutamente necessario. Condivido che adesso è tempo di concretizzare delle azioni, ma questo non è sicuramente un pensiero, nel senso che nelle nostre programmazioni dei lavori adesso stanno arrivando delle iniziative precise e concrete. Il primo cittadino cita il collegamento tra aeroporto e centro città, le modifiche apportate alle ZTL anche grazie, spiega, alle osservazioni dei commercianti, e poi partiremo anche con dei fondi destinati a tutti coloro che vogliono partire con delle attività commerciali nei locali sfitti. Dire che non è stato fatto niente non è vero, ma sono convinto che il presidente Salvadori nemmeno lo pensa. Stiamo poi rivedendo il piano di trasporto pubblico e dei parcheggi, aggiunge Conte. E a proposito di park, Renato Salvadori ha sottolineato l'importanza di realizzarne uno sotterraneo in città, e dopo il mancato avvio del progetto in Piazza Vittoria, Salvadori vede nella riqualificazione della Camera di Commercio e di Piazza Borsa un'occasione storica. A me tutte le idee, tutte le proposte piacciono, purché poi siano realizzabili, altrimenti rimarranno sempre nel cassetto dei sogni. Valuteremo anche questo spunto che il presidente Salvadori ha dato e capiremo se tecnicamente è fattibile. Ricordo che a pochi metri passa
il fiume e che ci sono anche delle altre difficoltà tecniche legate al fatto che ogni volta che si scava in città emergono sempre un sacco di reperti archeologici. Restiamo in città per parlare anche di noi, un importante riconoscimento da parte della città di Treviso al gruppo Media Nord-Est e al suo amministratore unico Filippo Giannakopoulos, che sabato riceverà il Totila d'Oro. Per l'importante presenza nel territorio e per la capacità di raccontare la città, vivendo la sua trasformazione a fianco dei trevigiani e documentandone l'evoluzione con serietà, professionalità e impegno. Con questa motivazione lo scorso dicembre il sindaco di Treviso Mario Conte consegnò all'amministratore unico del gruppo Media Nord-Est Filippo Giannakopoulos un premio per festeggiare il traguardo dei 40 anni di Antenna 3. E sabato mattina alle 11 nella splendida cornice dell'auditorium di Santa Caterina la famiglia Giannakopoulos riceverà un riconoscimento ancor più significativo, il Totila d'Oro, la più importante tra le civiche benemerenze previste dallo Statuto del Comune di Treviso, che viene assegnata dal sindaco a personaggi, enti, società ed istituzioni che con la loro attività e con la loro opera illustrino ed onorino la città di Treviso. E in questo senso si è voluto riconoscere e premiare lo sforzo di raccontare la quotidianità della città e del territorio, sforzo che l'amministratore unico di Media Nord-Est, che comprende anche Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste, si era detto determinato nella cerimonia di dicembre a portare avanti. L'impegno che mi prendo io dal punto di vista editoriale di dire che per i prossimi 100 anni Antenna 3 sarà a servizio della cosa più importante che abbiamo, cioè il cittadino. Il Totila d'Oro coronerà i festeggiamenti per i 40 anni di Antenna 3, storica televisione trevigiana. Sul palco di Santa Caterina sabato saliranno poi anche la famiglia Francescato, che per Casugana ha regalato e regala ancora alla città di Treviso e all'Italia del rugby, campioni di sport e di vita. E infine Don Canuto Toso, fondatore dell'associazione Trevisani nel Mondo, che da sempre è impegnato nella tutela dei diritti degli emigrati trevigiani. Un altro riconoscimento, ma stavolta a Roma. Alessandra Cortesia, la giovanissima campionessa internazionale di breakdance che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, abbiamo raccontato la sua storia e poi è venuta a trovarci anche a 20:10, è stata premiata stamane dal capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale, perché aver vinto con lo sport il bullismo di cui era vittima, come vi raccontammo, le ha fatto raggiungere un traguardo importante, quello di alfiere della Repubblica insieme ad altri giovani alfieri della Repubblica. Allora ecco, visto che il momento oggi è arrivato, il momento della consegna e poi anche le parole di Mattarella. Vediamo. Alessandra Cortesia, per il suo straordinario esempio di reazione e riscatto. Alessandra ha 18 anni, è stata vittima di bullismo, ma con la danza ha trovato la forza di reagire e ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi giovanili di breakdance a Buenos Aires. Quello che avete fatto a voi sembra normale. Avete fatto quello che vi è apparso giusto nelle condizioni che vi trovate di fronte. Ed è normale, avete ragione. Ma è questo l'importanza, far vedere che questa è la normalità della vita, che aiutare gli altri, aiutare chi è in difficoltà, rende la vita migliore. È venuta a trovarci, come dicevamo, Alessandra, la giovane Alessandra a 20:10 qualche settimana fa. Ieri sera invece è venuta a trovarci la famiglia del piccolo Joe. È una corsa solidale che stiamo seguendo come gruppo Media Nord-Est con tutte le nostre emittenti per arrivare al traguardo dei 400.000 euro che servono per la costosa operazione negli Stati Uniti. Abbiamo superato da poco la metà. Allora le parole di mamma Erika e del papà, insomma di tutta la famiglia ieri a 20:10. È un bambino tosto, è un bambino con una forza incredibile, è lui che dà la forza a noi. Dovrebbe essere il contrario, invece a volte magari mi vede triste, mi vede anche fare qualche lacrima e lui arriva con tutto il rotolo di carta igienica, tieni mamma. È un campione in tutti i sensi. Si può dire che siamo al giro di boa e speriamo di arrivare al traguardo proprio il prima possibile per farcela e realizzare questo sogno di Giovanni, che è anche il nostro, quello di vedere Giovanni
pienamente felice poter correre come tutti i bambini. È un'operazione non comune? No, ovviamente. Non è comune assolutamente, perché la fanno solo in Florida, la fa solo questo dottor Paley, che ha una clinica a West Palm Beach. Questo dottore lo sto seguendo i suoi interventi da quando aspettavo Giovanni. Che sapevi? Sapevo in 12 settimane che aveva un problema alla gamba, non ancora quantificato, però si sapeva, per cui ho cominciato a documentarmi su tutte le possibili malformazioni che avrebbe potuto avere alla gamba, finché appunto quando è nato si è capito che cosa mancava realmente. Infatti gli manca la tibia. La tibia? Sì, appunto io ho seguito questo dottore attraverso i suoi interventi e ho visto miracoli. Perché io ho visto un bambino in particolare che si chiama Bartek, e è stato questo bambino a darmi la forza di portare avanti la gravidanza, la forza di credere che mio figlio un giorno avrà quello che ha questo bambino, e questo bambino è meno fortunato di Giovanni perché questo problema ce l'ha su entrambe le gambe. Ah, certo. E fresca di una settimana fa ha postato un video su Facebook dove lui cammina con la sua sorellina, piega entrambe le gambe. Praticamente si può dire, per il mio punto di vista, è perfetto. Bisogna proprio dire che si è mosso il mondo intero, in poche parole, perché è tanta solidarietà e tante persone che sinceramente non si pensava nemmeno che ci dessero una mano così, però alla fine si è visto il risultato e ancora speriamo che ci aiutino ancora. Sul sito di Antenna 3 tutti i riferimenti dell'IBAN per dare il vostro contributo. Adesso alle scuole elementari Ciardi di Treviso per una merenda davvero speciale. È un'unione di forze, un'unione di emozioni, e questo è molto bello perché ci dà l'energia e la carica positiva per andare avanti. Alla scuola elementare Ciardi, al villaggio Gescal, i bambini fanno merenda con i biscotti preparati dai ragazzi autistici dell'associazione ANXA di Treviso. Ti piacciono questi biscotti? Sì, sono i miei preferiti, buonissimi! Ne volete ancora? Sì, ne vogliamo tantissimi! Sono molto contenta, sono anche tanto emozionata perché sì, c'è tanta riconoscenza, solidarietà, e vedo che i bambini sono contenti. Mi piace portare la fantasia, il colore, in modo tale da mascherare quei brutti concetti di diversità, di autismo e di difficoltà. E invece noi dimostriamo che col lavoro, con la pazienza, i nostri ragazzi riescono a realizzare delle piccole opere d'arte. Molti di loro hanno frequentato l'istituto alberghiero, ma un percorso lavorativo non è semplice da intraprendere. Questi ragazzi, che sono i ragazzi di Addolciamo l'Autismo e di questa associazione, hanno avuto il loro primo lavoro, tra virgolette, per noi, con questo impegno 2 volte alla settimana di portarci una merenda uguale per tutti, prodotto da forno, salato o dolce. Noi siamo molto felici che sono stati molto di gradimento ai bambini, ne siamo molto felici. Ecco, tutti quanti hanno detto ne vogliamo ancora, ne farete degli altri? Certo, senz'altro. Siamo contenti che piacciono ai bambini i biscotti. È una soddisfazione capire che l'autismo può essere affrontato, condiviso, e anche se non si guarisce, come dicono le mamme coraggio di Addolciamo l'Autismo, si può comunque trovare un impegno anche dopo, alla fine della scuola superiore. Stefano Palloni del Partito Democratico e Marina Liprandi di Fratelli d'Italia sono gli ospiti fra pochissimo di 20 e 10, parleremo di autonomia e legittima difesa. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Ancora tempo in prevalenza stabile sul Triveneto, tuttavia con una maggiore nuvolosità. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 14 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, specie al mattino. Più nubi invece a partire dal pomeriggio, con cielo spesso coperto, e non si escludono dei piovaschi sul Bellunese. Temperature minime in calo tra -3 e 2 gradi, massime comprese invece tra 11 e 15 gradi.
Anche sul Friuli Venezia Giulia il sole sarà prevalente al mattino, ma nella seconda parte della giornata il cielo tenderà a coprirsi, specie sui settori montuosi dove potrà verificarsi anche qualche piovasco. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato specie al mattino ma con locali nevicate sui settori di confine a quote medio-basse. Qualche fiocco di neve sarà possibile anche sulle aree meridionali della nostra regione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime comprese invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.